Amici di Seneghe, sono particolarmente contenta di fare questa breve introduzione e di farla dopo l'incontro precedente che sicuramente in modo chiaro a chi ha pensato questo programma ha delle affinità incredibili con quello che stiamo per condividere adesso. Ida Travi, faccio una breve premessa, è una poetessa che ha una doppia vita, diciamo così, nel senso che oltre a scrivere di poesia, in poesia, ha anche affiancato il suo lavoro con una riflessione teorica inerente ai legami tra la poesia e l'oralità. Quindi direi che in continuità con quello che abbiamo ascoltato prima, le bellissime parole che ci hanno preceduto, possiamo inserirci nella dimensione del puro ascolto. I testi che sono stati scritti in riferimento alla parte teorica, diciamo, del legame tra la poesia e la parola detta e la parola scritta si intitolano L'aspetto orale della poesia e Poetica del basso continuo. Sono due libri distanti tra loro 7 anni e che suscitano in un modo non prettamente saggistico ma altamente evocativo proprio una riflessione legata alla parola originaria, al nascere della parola e al suo legame con, come si diceva prima, con la nenia, con la culla, con la parola della madre. Questo è misterioso e forse anche nuovo, soprattutto per quanto riguarda la poesia italiana, non sarda, nel senso che riferire la parola originaria alla parola dell'allare, alla parola che non ha ancora un senso ma lo comprende perfettamente, è qualcosa che prima non c'era, ecco, diciamo che Ida ha suscitato. Per dire una breve riflessione, sono proprio 2 righe dall'aspetto orale della poesia. Era evidente all'ascolto, nei tempi in cui la poesia fu un dono orale, un'enciclopedia del mondo, un'epica. Ed è evidente ancora, sotto la crosta della scrittura permane un flusso continuo, sonoro, vitale. Non è della pagina, è del poeta quando fa del suo poetare una pronuncia. Noi abbiamo sentito proprio adesso il mistero della parola che è atto nel suo farsi e questo può accadere anche quando la parola per essere trasmessa diventa libro, diventa parola scritta. Ancora, deposta la penna attraverso la loro stessa voce, i poeti possono tornare a cantare come fecero i cantori d'ogni tempo, nell'epica e nell'amore. Abitando lo stato nascente possono da un lato riprendere il primo grido, quello del neonato, e dall'altro annunciare il tentativo di liberazione da quello. Quindi siamo esattamente in questo confine, in questo lato misterioso del linguaggio e Ida lo ha declinato in un'opera sorprendente che penso sia l'unica, quantomeno in Italia, che è una saga. Lei ha scritto in 8 anni dei volumi che si intitolano I Tolchi, hanno vari testi, il cui ultimo è appunto Tasar, quello da cui verrà detta poesia oggi, ma che ovviamente diciamo, l'ascolto di oggi prevederà anche incursioni di altri testi. In questa saga ritorna il discorso dell'epica, cioè della poesia come un dire corale che si fa uno sguardo sul mondo da un'altra angolazione. E per fare questo Ida ha usato un mondo che è il nostro ma è confinante col nostro. Si è inventato un vero e proprio popolo che ha chiamato i Tolchi, con un neologismo derivato dall'assonanza con l'inglese to talk, no? Parlare, e sono creature fatte puramente di linguaggio. E questa saga ha proprio dei personaggi, ha proprio delle figure, delle donne, degli uomini, dei bambini, il bambino è centrale anche qui,
per concludersi con Tasar, che è un asino ed è forse il sapiente della saga con cui si conclude l'opera. Leggendo dei commenti che Ida ha fatto parlando di questo lavoro, ha scritto che questa saga è uno scorrere che è anche una durata, dove prima non c'era una durata, adesso c'è. È così che ho affrontato la mia contemporaneità. E questo ovviamente non può non far venire alla mente il canto alla durata di Handke, che come dire, indaga la durata come quell'entità che fornisce contorno con quanto alla tendenza di dissolversi. Quindi in questo fluire, questo scorrere che è una durata, questo scorrere che è uno stare, noi abbiamo il momento in cui ci si mette in ascolto, in cui ci si raccoglie in se stessi, ci si sente coinvolgere e ci si sente raggiungere da qualcosa che in cui tutte le dissonanze si compongono insieme. In un'intervista, ma questo lo dico dopo, quindi abbiamo la possibilità, diciamo, di un dire che per dire il proprio mondo si discosta, si fa a lato, si mette nelle parole di figure che forse non esistono, forse sì, che ci guardano da qualche parte e che ci raccontano. Ed è in questo fluire, in questo raccontare che le cose si contengono, si fissano senza essere definitive, ma nemmeno senza sfuggirci troppo dalle mani. Prima è stato detto, mi ero appuntata, che è nella rivelazione che le cose si compiono, si concludono ma non finiscono, sono nell'itinerario. Questo sicuramente è un'ottima allusione all'oralità, ma forse anche alla poesia in generale. E noi in questa voce che sentiremo abbiamo un qualcosa che va oltre la lingua, proprio come per il grido della nascita, come prima si diceva i canti della culla e i canti del commiato hanno lo stesso metro, i settenari, e in questo originario, questo arrivare dal silenzio e tornare al silenzio, si racchiude tutto forse. Io mi taccio e ascoltiamo un brano dai Tolchi. Vedo la città e vedo i monti e le vaste pianure, vedo il campo e la tettoia, tutto qui. Vedo il padre col fagotto, il blu spaventoso delle maniche, vedo l'argento delle foglie e il serpente, il serpente. Poi venne il bambino con l'aquilotto, il braccio alzato e la corona sulla testa. Sono sicura, aveva la corona sulla testa. Poi tutto svanì nel nulla, tutto andò via nel nulla, ma io sono rimasta lì, lo giuro. La luce ti darà la solitudine, sotto sotto c'è la solitudine. Scende dall'alto del campanile la solitudine. Sola è la brocca, sola la fontana, sola la pietra, solo il ramoscello. Forte ti farà la solitudine, nei sandali hai la solitudine. Dormono in solitudine le bestie, dormono i bambini. Poi viene qualcuno e mostra la lettera. Allora alzatevi, dite qualcosa alla rosa rossa. Il sole è alto e tu dormi ancora. Non sei un sasso, Kiv, sei uno di noi. Kiv, per carità, almeno oggi, Kiv, apri l'occhio, apri l'occhio. Tu piangi di notte e fuori cade la neve, silenziosa, silenziosa. Io tengo le scarpe in mano, splendenti, splendenti, nel bianco corridoio della neve.
piange di notte e fuori l'albero canta nel buio. Io tengo il vestito in mano, splendente, splendente, nel bianco corridoio della neve. Questo è un pianto, quello pure. Questo è un filo, quello pure. È solo il tempo, è solo vostro padre. E quando entrerò nell'assemblea, ve lo giuro, lo dirò 2 volte. Ci guarda la neve alla finestra, ci guarda, ci guarda. È l'alba, vedo l'ombra del filo spinato. Il capogruppo si sveglia sbadigliando, il guardiano si sveglia sbadigliando, l'uomo semplice si sveglia sbadigliando. È l'alba e noi restiamo nelle tenebre. La luce in ritardo, e il bambino piange, il bambino si è svegliato nelle tenebre. C'era acqua nel secchio, là dove scende la notte, là dove passa l'incendio. È passato l'incendio, Zed, è passato, era soltanto un tugurio, era soltanto un misero tugurio. Lenta sul ponte sale la madre e beato la segue il cane. Come si chiama il nostro lavoro? Il nostro lavoro in terra, come si chiama? Il mio, il tuo, il nostro lavoro, se devo spiegarlo a qualcuno. Il nostro lavoro in terra, come si chiama? 5.000 formiche rosse e non una si volta, non una. È un lavoro questo. C'è una benda in fondo al tuo occhio, Zed, una piccola benda rossa. Dormo con gli occhi al cielo e vedo brillare le stelle. Vedo le pallide stelle rivolgersi a me, il piccolo muro d'argento brillante sul fondo, nero. Sono le stelle, sono soltanto le stelle. Il cielo ritorna com'era e tutti lo sanno, tutti gli umani hanno la testa in cielo. Qualcuno bussa alla porta, qualcuno chiama alla porta, la mano che apre e le stelle sono arrivate, le stelle. Il tempo correva, correva, oltre la porta bianca, oltre la porta nera, fino alla coda del cane, fino alla macchina da cucire. Il bambino era per terra, ti ricordi? Il rocchetto era per terra, ti ricordi? E le mani per terra, anche loro, anche loro. Dalla culla del tempo andato viene la storia e l'allodola è fuggita, che peccato. La ragazza ha il sole sui capelli, la ragazza ha la testa tra le nuvole e il bambino è alto come un fiore. Sembrano soli al mondo, però ci siamo noi. È finito nella pozzanghera e io l'ho preso e l'ho salvato, come se fosse facile uscire dalla pozzanghera e lasciare tutto lì tranne l'animale. Beato lui che fischia e io no, io no, io no. Datemi retta, quel che vi dico non potete capirlo di schiena, devo parlarvi nel petto e allora nel petto fiorirà la rosa, come la campana, come il vento, come l'orologio di mattina. Datemi retta, come un sasso, come un usignolo, ma non sono un usignolo io. L'usignolo canta da solo nella stagione dei re, nella stagione dei moscerini. E voi zitti, zitti. Se ne va. Perché non andiamo anche noi? Chiama Lisette, chiama. Chiamali ancora una volta, avanti, chiama. Noi ce ne stavamo lì allo schermo, nevicava, lenta scendeva la neve, il secchio era pieno di neve. Sopra la testa, sopra l'eritema, sventola la fascia mandarina. Abbassa quella fascia mandarina, quante volte te l'ho detto, quante volte. Noi non c'entriamo, Dora, non c'entriamo.
Noi non lasceremo mai la nostra casa, mai. Vedrai il paesaggio, vedrai il neonato nel bosco degli ulivi, come quando imparavi le parole e tenevi le mosche in pugno, tutte quelle mosche prigioniere nel tuo pugno. Entrerai nel tempo, ma 4 gradini più sotto, 4 alberi più sotto, 4000 sentimenti nella mela. Scatterai la foto. Tu e tu, voi 3, mettetevi lì. Tu, legati al collo il bambino, così. Poi passerà il carretto, girerà la ruota e nel solco felici nasceranno le viole, nasceranno felici le viole rosse. Eravamo alla stessa altezza la foglia e io, e sotto il fondamento cantava la tempesta, fischiava il merlo nero. Sopra la terra altera spunta la sera bianca. Ma dimmi Dora chi, ma dimmi Dora cosa. Il mondo è sceso a cinguettare nella mano. E dillo a Dora Pal, dillo. Date retta a quel che dice la vecchia. Se dico porta il sasso, porta il sasso. Se dico porta il fuoco, porta il fuoco. Dovete farlo e basta. Una non diventa così per niente. Una lo sa se è giusto. E non state lì a discutere. Nessuno può parlare per un altro. È la legge. Ecco, in un'intervista hai detto che se nella mia poesia accade qualcosa, accade dentro la povertà della parola, nella sua spoliazione. La poesia toglie la parola dal piano del discorso. Le parole fuori dall'uso del linguaggio, dall'usura del linguaggio, tornano a essere vicine a ciascuna cosa così com'è. E anche questo in qualche modo prima è stato evocato, no? Quando si diceva quante parole conosciamo, quante ne usiamo e come le usiamo, cosa arriva al poeta, come fa a scegliere la parola pertinente che riesca a fare eco con le altre. E questo mi fa pensare questa importanza di fare il vuoto e dimenticare tutto, cioè il bambino come il legame tra l'esistenza e la conoscenza, cioè qualcuno che viene sapiente deve dimenticare tutto per imparare il mondo nuovo, per imparare la luce, parte da un vuoto, dalla necessità di fare spazio, come se senza lo spazio che apriamo non si possa avere rivelazione. E ecco, questa spoliazione della lingua mi interessa magari perché si penserebbe che si dice sempre la poesia è ricchezza di linguaggio, no? Questa visione invece è sia ricchezza ma partendo da una povertà indotta, quindi vorrei parlarne. Come dicevi tu prima, c'è questo forte riferimento alla nascita, al momento della nascita, che è un'esperienza di tutti. Se siamo qui è perché abbiamo fatto un'esperienza di nascita e insieme all'esperienza di nascita abbiamo fatto anche l'esperienza di un linguaggio, di un primo linguaggio che era la prima nominazione del mondo, che è una nominazione semplice. È una nominazione semplice e prima che altro è una nominazione delle cose a vista, cioè quello che vedi, nomini quello che vedi. E in genere è una nominazione che avviene in un rapporto a due. Diciamo che da un lato c'è la madre o chi per essa, o comunque la persona che si rivolge al bambino piccolo, all'infante, cioè a chi ancora è senza linguaggio, e comincia a indicare il mondo. E comincia a indicare il mondo partendo da delle necessità e dalle cose più semplici, per cui questo è il pane, questa è la casa, questo è il cielo, quelle sono le
le stelle, che sono poi le stesse parole che se andiamo a vedere poi nella poesia sono quelle che rimangono più compresse, più nascoste, come se venissero sepolte da una scrittura secolare, da una letteratura, da una poesia scritta millenaria, anzi millenaria. All'origine, quando è nata la poesia, chissà quando, poi è nata la poesia, comunque di fatto si sa che la poesia è nata in forma orale, molto ememore, cioè vicina a quel linguaggio lì dell'origine, al linguaggio dell'origine non solo del singolo, della persona, ma anche all'origine di un mondo dove tutto era misterioso e tutte le cose andavano nominate. Quindi un nome solo, prima ancora degli aggettivi, prima ancora di inserirlo in una frase che viene retta da un verbo, prima ancora di una declinazione della frase, un nome solo. Ed è come, cioè la nominazione di queste cose in poesia è continua ma è sempre fondante, come se fosse sempre quella volta là, come se chi è poeta in quel momento stesse ripronunciando quella parola là che è originaria, per cui la parola casa che è detta miliardi di volte e non si sa come, per miracolo diventa una cosa che tu ascolti la parola casa e ti sembra una cosa mai sentita. E questo è il lavoro della poesia. Non è neanche tanto nell'elaborazione di una poetica, ma è proprio questo disincrostare, proprio tirar fuori le parole, anche le più comuni, soprattutto le più comuni, perché sono appunto le fondanti, e farle riemergere come da questo magma primordiale saltano fuori le parole che sono le parole fondanti. Poi però c'è uno scorrere, l'avete sentito, appunto la parola si organizza in frasi, la lingua va avanti, il tempo va avanti, la storia nostra va avanti, la storia individuale va avanti, la storia collettiva va avanti, il mondo va avanti. E in questo andare avanti le parole vanno in successione, diventano a loro volta un fiume, seguono questo andamento. Per cui Azzurra diceva prima fare il vuoto, sì, fare il vuoto, però fare il vuoto non nel senso magari anche un po', cioè per esempio come si può intendere in certe filosofie orientali, almeno non è la mia intenzione, magari può anche essere così, ma non è nella mia intenzione. Questo fare il vuoto in realtà è un fare un vuoto perché le cose possano scorrere, come se la parola successiva di fatto fosse quasi un ostacolo alla parola appena detta. Quindi questo fare il vuoto, che è un vuoto che poi diventa infinitesimale, tu non te ne accorgi, però è stato fatto. Quello che dà questa sensazione, forse non lo so, però mi dicono, questa sensazione un po' di incantamento del verso che va, è dato da questo fare il vuoto, ma solo non nella pretesa di fare il vuoto, che non mi appartiene, non mi appartiene perché c'è anche un fondamento molto, molto sociale, molto concreto nel mio modo di affrontare la parola, ma è questo fare il vuoto in modo che la parola possa andare avanti e trovare la sua compagna, quella che viene dopo, e quell'altra ancora quella che viene dopo, e in queste catene di senso mai viste prima, perché si stanno facendo in quel momento lì o man mano, però sono catene autentiche e sono catene liberanti, sono catene associative che liberano, non sono affatto incatenanti. Ah, ecco, sarebbe poco male. No. Comunque, sì, per cui il lavoro che ho fatto, che ha cominciato a illustrare Agostina, che sarebbe carino, ti starebbe anche molto bene, Azzurra, sono questi 5 libri, che appunto io li ho chiamati 5 libri sui Tolkien nel senso appunto che diceva prima Azzurra, come i parlanti. I parlanti sono costoro, questi esseri che non si sa bene in che tempo siano collocati, se c'è qualche cosa di arcaico in loro, sì, però c'è anche questo schermo, c'è anche l'uso
l'uso di qualche cosa che sembra elettrico o addirittura informatico, però nello stesso tempo sono figure strane, come se fossero in bilico sul tempo, ecco appunto, forse proprio lì sull'orlo di questo fare il vuoto. Alcuni dicono sembrano sopravvissuti da una catastrofe, altri dicono sembrano in attesa di una catastrofe. Fa lo stesso, perché se noi guardiamo il tempo così nella sua immensità, quando è che siamo in attesa? Quando è che usciamo da una situazione e entriamo nell'altra? Sono criteri che noi non possiamo stabilire a priori, né tantomeno mettere in poesia a priori se si sta in quella logica lì che dicevo prima. E quindi questi 5 libri dove ci sono queste figure che tornano, sono legati perché sono tutti tolchi, sono presentati tutti come raggruppati in luoghi che si definiscono man mano, che sono luoghi che conosciamo molto bene, sono a volte luoghi che sono più che periferia, sono per esempio magari quella fascia di mondo che sta tra la periferia ma non è ancora una campagna, non si sa che cos'è, non ci sono neanche le parole per dire che cos'è. Questi vivono in queste zone qui e non hanno niente, sono poveri, in questo sta anche il concetto di spoliazione, sono poveri anche di parole, che è la loro ricchezza, questa povertà di parola, ma sono poveri di tutto, usano la legna, usano la candela, però l'elettricità c'è, ma hanno anche c'è uno schermo, c'è un'autostrada vicino, c'è questo mondo che è un insieme di mondi portati tutti al presente. I torti sono tanti, però in qualche modo non sono una famiglia, non si sa da dove vengono. Tutti arrivano, sembrano aver fatto un viaggio molto lungo nella neve, e arrivano e si trovano come se fossero una famiglia, ma non sono una famiglia, e lo dicono anche. Dicono: non sono tua sorella io, non sono la tua mamma io, chissà dove sarà la nostra mamma, però sono trattati da madre, sono trattati da padre, sono trattati da fratello, sono trattati da sorella. Quindi formano una famiglia ma non sono una famiglia. È una comunità autentica che si basa su poco, non c'è nessun interesse da perseguire se non questa attesa, e nell'ultimo libro appunto compare anche la figura dell'animale, che è un asino che ho chiamato Tasar, facendo riferimento alla figura di un asino che è comparso nel cinema in un film di Robert Bresson, che è un film del 1966, vi consiglio di andare a vedere, che si chiama Ora Asar Battazar. Quel film del 66, che è un capolavoro, veramente un capolavoro in bianco e nero. C'è la storia, anche lì molto spoglia, molto in bianco e nero, molto ridotto nella sua definizione. Quest'asino si vede vivere passando da un padrone all'altro, tutti caricano questo somaro di pesi, ma il regista gli assegna lo sguardo non giudicante, ma lo sguardo centrale di tutto l'accadimento, di tutto quello che è, di tutto quello che succede tutto attraverso lo sguardo di quell'asino. Del resto c'era un richiamo anche, non so, nel Principe Mishkin di Dostoevsky, che ritrova se stesso una mattina durante un giorno di mercato in Svizzera, soltanto richiamato a se stesso dal raglio di un asino. Ecco, faccio un Noi lo chiamiamo Anton, ma non si chiama Anton, volevo dirtelo. E io non mi chiamo Sunta, chissà come mi chiamo io. Mi riconosci? Quando saremo sul monte saliremo al cielo e il cielo ci darà il battesimo. Io sarò Sunta, tu
Tu sarai Kraus, lui sarà Anton, e dietro verranno Fedor e Caterina. Il cielo si aprirà come una tenda, e allora saremo liberi, Kraus, saremo liberi. La luna splendeva, splendeva, saliva sulla collina, e là sullo schermo di colpo si accese il comando. Andate. Gli uccelli tornarono ai rami e intorno si stese il silenzio, rotto dal basso alitare del cane. Guardate, guardate, la sera. Noi alzavamo le braccia, le mani rosa, la cenere sui grembiuli. Io contemplavo la tua schiena, Kraus, e sopra c'era scritto sera. L'animale sacro non dovete trattarlo così. Ha due occhi come voi, ha il naso come voi, quando portavate gli zoccoli. Ha la fronte come voi, e dietro la fronte si stende il cielo nero, e le nuvole, e il volo degli uccelli, e l'amore che arriva di notte, l'amore che arriva di notte e si siede sulla branda non appena si spegne la luce. C'è Tasar sullo schermo, guardate come muove la coda. Tasar, Tasar, il nostro asinello, Tasar. Non te ne andare, Tasar, resta con noi, rimani. Il recinto era pieno di stelle, il recinto scoppiava per via d'una gioia improvvisa, per via delle stelle, per via della gelida notte piena di stelle. Sventolava il cencio rosso, sventolava il cencio blu, anche noi sventolavamo come due bandiere, come i due fazzoletti in cielo. Santo cielo, Kraus, che rischio. Devi trattarlo come un uomo, il bambino. Devi trattarlo bene fin dalla nascita, come avesse la sua volontà. Mettiti di fronte, vedrai che impara. Mettiti di fronte, Kraus, diglielo. Questo sei tu e questo sono io. Capito? Hai capito? E la luna, e il vento, e il palo, la sirena. Svegliati, Kraus. Dal padre il bambino riceve il carattere e le chiavi e la notizia che qualcuno lo vuole al suo servizio. Aspetta, aspetta, cantava la sirena. Aspetta, aspetta, ripete l'altoparlante. Sì, ma le chiavi di chi? Le chiavi di che cosa? Dice il gendarme nella lunga tunica blu. Presto ce ne andremo sul monte, ce ne andremo in groppa Tasar. Volevamo il comando, volevamo fare i padroni, e invece saliremo sul monte, la neve sopra di noi, l'asino sotto di noi, e intorno le volpi, gli angeli, gli spiriti, i villaggi. Sento la musica della tua parlata innalzarsi e ricadere sulla testa come un gesso, come un gesso. Sento che ti riganci pianti chiodi. Che ne è degli usignoli? Sento i pini sollevarsi nella neve alta come un muro. Sento la terra tutta immacolata presa badilata nel suo letto. Usov, ma che vuol dire? È andata in pezzi la porcellana e adesso com'è triste la vita qui, lassù nel cielo, invece. Sulla riva c'è un salice piangente. Io mi sveglio e ci penso. Cosa vanno nel buio le foglie verdi? Perché piangono? Perché tremano così? Teneva una mano appoggiata al muro con gli occhi ridenti. No, quegli occhi non erano ridenti. E parlava. No, non parlava. Come poteva il sole brillare così sulla nuca nera, sulla schiena nera? Sbrigati, sveglia il bambino. Le campane chiamavano distesa nel tramonto. Noi restavamo dove già eravamo. Noi oramai eravamo lì per sempre. Al muro la vanga, il rastrello, e tu con quel collo da tortora entri nella luce del tramonto.
ruota del carro, la paglia del fieno. La morte del coniglio selvatico salva la vita altrui, il suo sguardo è la fine del tramonto. Lei canta e sogna il verde altopiano, guarda lontano, lontano, nella grandissima casa antica. La casa crollava, l'albero crollava, tutto finiva in terra. Sii te stesso, per favore, lascia stare il fantasma, metti via quella stupida pala argentata. Tutto era a posto, tutto era perfetto. Poi è venuto l'uomo con la falce e si è preso le nostre fragole. Allora sono scesa dalla sedia regina alzando le mani al cielo. Sono scesa dalla sedia regina portando le mani al petto. Tutto era perfetto. 100 colombe alte sono volate in cielo, come un ventaglio in cielo. Le fragole antiche dormono nel fazzoletto nuovo. Vuoi vedere che mi tolgo il cappotto? Vuoi vedere che mi tolgo il secondo cappotto? E adesso lo vedi il mio spirito, lo vedi? Sei sulla faccia della terra, sei in fondo a una ruga della terra. Te lo dico perché è vero, Olin, sei finito nel vuoto della casa pubblica. Cos'è questo gettarsi avanti come un sassolino? Siamo nati forse per questo abbandono? Avanti, lascia il ramo. Sentirai 100.000 consigli risuonare tra le fronde. Per di là dove è entrata la luce. Per di là dove è entrata la luce. Il mondo dopo tutto è tuo fratello e resta vivo. Il blu sotto l'occhio dice che c'è un paradiso e si chiama Occhiaia. Vedo una barca azzurra alta a metà del cielo. Vedo che nel tuo occhio alto biancheggia il cielo. Tu non sei stata chiamata al sacrificio. Di com'è la preghiera del mare, di com'è la preghiera dell'onda, onda che mi rapisci, onda, onda che mi riporti, onda. Poi ti abitui. Le cose passano, ti abitui. La mosca passa davanti al naso, la vedi sparire, ti abitui. Come una candela, ti abitui. Sono cose che non puoi rompere. Quando il pettine cade, ti abitui. È caduto il pettine, tutto qui. È caduto per la testa troppo alta tra le stelle. Le stelle passano, ti abitui. Il camicino passa davanti agli occhi come una volta. Come una volta la terra ruota. Il carro è triste. Triste. Ritorna in te, togliti dalle rose. Alte nella loro natura svettano come irriducibili bandiere. Non puoi discutere con le rose, Inna, hanno sempre ragione loro. Vedrai la spalla del tuo vicino alta nel segno nero. Nel filo di fumo scuro vedrai quel monte e il fiume di vicino. Vedrai quel ramoscello argento che sale, sale, sale. È così che testimonia il ramo, è così che il sasso ritorna alla sua storia. Ci sono vetri dappertutto, Usof, sei pieno di schegge in testa. Poi si vedranno i puntini sulla schiena, tutti quei puntini rossi sulla schiena. Un tulle. Nella luce del vero amore vedrai gli orribili insetti neri e con la lampada alzata verso sera, con tutto quell'amore, tornerai in piedi sulla porta, tornerai. Vedo l'altissimo muro e sopra vedo le stelle risplendere da una parte e dall'altra sopra i capelli bianchi come la neve. Vedo la cima del Monte Sacro altissima nella notte. Vedo la testa del Monte Sacro risplendere nella notte. Poi la prigione terrena mi infila il grembiule nero. Allora mi siedo e canto. Ma quali provviste, Olin? La merce siamo noi. Noi siamo la merce che può fare acquisti. Te lo dico in un orecchio e tu dammi l'orecchio. Quando l'acquisto riguarda il pane,
i tempi sono prossimi alla redenzione. Bene, se volete dire qualcosa, se no ci lasceremo così, con questo pane che ci redime. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento grazie di Natale. Grazie Agostina. Grazie Azzurra, lo so che è un'impresa sempre molto difficile parlare di 5 libri contemporaneamente. Grazie. E grazie a voi. Grazie al festival, grazie all'associazione, grazie a tutti voi.